Ed eccoci qua, amici telespettatori, benvenuti nella rubrica dei cuori solitari. Oggi vi voglio ripresentare il nostro Cicciuzzo, perché Cicciuzzo è stato contattato da una ragazza. Questa ragazza mi pare era trapanese, vero Cicciuzzo? Sì, di Trapa, però è diciamo nativa di Napoli. Mi ha contattata. Tutto da una volta non so che cosa è successo, non mi ha contattato più, mi ha bloccato senza motivo, non l'ho sentito mai più, fino adesso non l'ho sentito mai più. Poi che ne so che cosa è successo, non so più niente Alberto, non lo so. Vabbè, stavo dicendo, Cicciuzzo mi ha contattato e mi ha detto appunto che questa ragazza si è messa in contatto con lui, si sono parlati per via chat, per WhatsApp, giusto? Sì, mi è arrivata una chiamata, io ci ho risposto, lei mi ha cominciato a parlarmi, mi ha dato il numero WhatsApp, dice tu come ti chiami? Dice io mi chiamo Cristian, dice io mi chiamo Francesco. Cioè ti ha mandato pure delle foto di lei? Sì, mi ha mandato 2 foto, mi ha mandato. Una ragazza che ti piace naturalmente? Sì, mi è piaciuta, se sembra la cosa va mi ha detto che ci piace i figli, mi ha detto questo discorso. Cioè, a quanto pare si sono messi d'accordo, insomma si sono bene conosciuti tramite, ripeto, WhatsApp, e questa ragazza ha diciamo colpito il nostro Cicciuzzo, che si è innamorato quasi. Sì, esatto. Infatti, cioè tu non fai altro che pensare a questa ragazza che si chiama d'altronde Cristina, mi hai detto? Sì, Cristina si chiama, sta a Trapani, però è nativa di Napoli. Ci ho detto che io ho tre figlie, ci ho fatto infatti che diciamo che le doveva vedere, ci sono belline le bambine, però lei mi ha detto che lei mi doveva andare a trovare, però non l'ho visto più, che adesso poi ci incontriamo. Non l'ho visto, di tanto in poi non l'ho visto più. Cioè praticamente l'amicizia è iniziata così, complimenti per Cicciuzzo, gli piace, capisce la situazione di Cicciuzzo, dopodiché ci dice mi faccio sentire l'indomani, ti ha detto così, no? Sì, mi faccio sentire. E scompare, non si presenta più. No. Addirittura blocca il nostro Cicciuzzo. Ora Cicciuzzo ha un periodo di tempo che sta male perché pensa giustamente a questa ragazza che si chiama Cristina, che lo doveva contattare e non l'ha contattato più, giusto? No. E ha pensato oggi di fare un videomessaggio rivolto a lei, giusto Cicciuzzo? Certo, speriamo che lei magari mi contattasse, perché il numero è sempre quello, lei forse ce l'ha, perché io ce l'ho il numero suo, perché me l'ha dato lei. Esatto. Allora, c'è su WhatsApp. Allora ascolta, ora io ti do il video, ti do il microfono, tu ti rivolgi alla telecamera come se stessi parlando direttamente con questa Cristina e gli dici in faccia proprio quello che senti per lei e il messaggio che le vuoi dare, va bene? Allora tieni il microfono. Ciao Cristina, io praticamente aspettavo la tua risposta, che tu mi contattassi di nuovo. Io però di quando è che mi hai contattato, cioè praticamente non ti sentivo più. Che cosa è successo Cristina? Che tu non mi hai contattato più e mi hai bloccato, che cosa è successo? Magari per saperlo, perché io non ho fatto niente a nessuno, perché giustamente uno che mi contatta e poi non mi contatta più, io mi sono preso in giro e non è bello questo discorso, perché non è perché uno pretende la ragazza, per carità, però tu mi hai contattato qualche mese, 2 mesi fa, però cioè, mi pare che mi sento prendere in giro, non si fa, cioè se uno è interessata o si contatta o niente, cioè per prendere in giro ma anche è bello una persona che ce ne sta male praticamente del rispetto della verità, giustamente perché questa è poi una presa in giro e non è bello, perché volessi vedere se ti contattavo io a te e ti bloccavo e ti prendevo in giro, tu come ce ne stavi male o no? Non pensavo che tu ci avessi stato male Cristina. Se tu puoi contattare sempre a disposizione, io sono un bravo ragazzo, io non ho fatto mai del male a nessuno, mi ho fatto sempre rispettare, io rispetto di quello che c'è. Lo so che alle volte c'ho una casa proprietaria, anche 2, dicevo che me l'ha stata mio padre e mia madre. Alle volte ci sono persone che non ci interessano a parte, quello che conta è il rispetto e la sincerità, quello che penso io. Poi non lo so gli altri come la pensano. Ok, ciao Cristina, ti voglio bene. Perfetto, era un bel videomessaggio abbastanza lungo, coordinato, coinciso proprio per la nostra Cristina, per cui Cristina, se tu ci stai ascoltando o vedendo, fatti sentire perché Cicciuzzo è qua e aspetta la tua telefonata, aspetta che tu lo contatti nuovamente perché Cicciuzzo sta male, addirittura ha un paio di giorni che mangia pochissimo, vero? Sì, avevo un paio di giorni che mangio poco e allora anche le vicine di casa ci Ciccio deve mangiare, non te ne pigliare collere.
perché prendendo i collere, dispiace tutto, una persona sta male, non mangia Sì. più. Già Cristina lo vedi, Cicciuzzo è piccolino, essendo che non mangia, sta squagliando parlando in dialetto, cioè vogliamo che Cicciuzzo sta ancora male più di quanto sta, per cui fatti sentire, non sono cose che si fanno queste, da prendere in giro il nostro Cicciuzzo, non se lo merita, è un bravo ragazzo, dico bene Ciccio. Certo, perché io sempre le persone li rispetto, li amo e mi faccio amare perché niente di particolare, anzi ti voglio dire una cosa, che a Campobello dove vado mi rispettano tutti in questo momento. Mi disse, mi fa, sei un grande Ciccio, vai così Ciccio, sei un grande di tutte. Allora ascolta Cristina, io ti parlo per esperienza, io a Cicciuzzo che lo conosco una vita, almeno 15 anni, è vero Cicciuzzo? Sì, 15 anni. Ti posso garantire che Cicciuzzo non beve, non fuma, mai fatto una canna, una cosa, neanche sa quello che si... non sa che cosa significano appunto droghe, cose. No, niente. Cicciuzzo è al 100%, per cui cara Cristina, concludiamo, fatti sentire perché Ciccio, il nostro Cicciuzzo di Campobello, ha bisogno di te. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Francesco da Campobello di Mazzara, ciao. Vi raccomando Cristina, fatti sentire, ciao. Oh yeah.